Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal Comendone Veneziano. 21esima tappa, leggermente lunga, 4219 miglia, praticamente 7-8 ore di volo, da Tokyo a Sydney, e si va in Australia, nel continente dell'Oceania. Tappe in Australia stiamo per ben 3 rotte, perché facciamo Tokyo-Sydney, Sydney-Melbourne e Melbourne-Perth. Questa ragazzi è lunghissima, dovrò tagliare non so quanto, perché anche con l'F18 ci metto 30 anni. Vabbè, visto che la rotta è un po' lunghetta, è meglio partire. Salutiamo il Sab da Tokyo. Ciao Sab, è stato un piacere, l'ho lasciato insieme a due belle giapponesine. Guarda quanti grattacieli che si vedono. Boh, non capisco, a volte si vedono, a volte no. Non capisco un cazzo. Andiamo... Ragazzi, siamo in rotta. L'aereo mi dà 3 ore e 40 perché... Vabbè, sì, diciamo con un aereo di linea sono 7-8 ore con F18, comunque sono 3 ore e 40, ma chiaramente non posso fare tutte di fila perché sennò veramente finisco il video fra 30 anni. E l'alba, ho messo apposta l'alba per sicurezza, così atterriamo con il sole, andiamo sulla terra dei canguri, speriamo di trovare qualche cangurotto che salta e balla per l'Australia. Mamma mia che rotta, poi c'è anche Perth, Johannesburg, anche quella ragazzi, bella rotta, sarà, sì, secondo me all'incirca, forse anche un po' più lunga, perché tutto l'indiano. E qua sorvoliamo l'Oceano Pacifico, tempo sereno, basta con canzoncine giapponesi perché sennò veramente mi bannano da YouTube. E niente, domani c'è Milan-Barça e sono già atteso di più. Comunque la previsione non sarà quella del video, ve lo prometto, ve lo dice il Comendo, ho parlato con Allegri e con Ibra, 2-2 nella peggiore delle ipotesi. Speriamo bene, toccate ferro raga, toccate le balle. Raga, mamma mia, rotta eterna, ora mi sono sintonizzato su Apple Tel Aviv e Real Madrid proprio per staccare un attimo, perché sennò anche anche aumentando la velocità di simulazione ci metto 30 anni, non è il massimo. Intanto mi sparo diretto a gol con Benfica, Chelsea e Apple Real, che veramente, mamma mia, oh. Comunque siamo sopra il Pacifico, qua non so che passeremo per l'Indonesia. Oh, bene, siamo in Indonesia. E vai. Ok, allora manca un'ora e mezza. 1725 miglia. Ragazzi, veramente rotta, mamma mia. Flebo, raga, flebo. Raga, io voglio vedere un canguro però in Australia, visto che gli animali teoricamente, insomma, si vedono nel gioco, e voglio vedere i canguri. Voglio il canguro che mi salta in mezzo all'aereo, deve pilotare lui l'F18. Deciso, basta, è così, punto. Voglio 10 canguri all'aeroporto di Sydney. Poi ho scelto di fare anche le altre città importanti dell'Australia, proprio per fare rotte più corte, perché dopo questa immaginavo veramente ci vogliono 10 flebo. Allora vado a Melbourne, che comunque non è vicina, e poi da Melbourne a Perth, che anche quella è bella vicina. Dopo però chiaramente c'è Perth Johannesburg, che è in Sudafrica, e anche quella è bella tosta. Poi iniziano le rotte africane, dove il Medi mi ha promesso che torna al Medi, in Africa torna il buon Medi. Siamo in Australia, siamo in Australia, 862 miglia, 55 minuti, ormai il più è fatto. Della città più vicina qua, che è a nord, è Townsville, penso. Cazzo, non mi ricordo niente, ma sono proprio una pippa, sto lavorando troppo ragazzi, mi pare Townsville, una roba del genere. E qua vedi il paesaggio è molto diverso rispetto a tutti gli altri posti che abbiamo visto, veramente molto molto diverso. Ragazzi, qua il paesaggio è già un po' più familiare, perché insomma
si vede verde, robe così, quindi è già diverso rispetto al deserto di prima. Ormai mancano 292 miglia, quindi ci siamo, 19 minuti, ormai siamo arrivati, veramente una rotta impossibile. Io però voglio i canguri, raga, io voglio i canguri, cioè, magari con la maglietta del Milan, un cangurotto con la maglietta di Ibra me lo godo troppo, proprio alla grandissima. O comunque, raga, il video col Sab è stata una roba incredibile, cioè io non mi sono mai vergognato tanto. Mamma mia, no, proprio. Intanto dopo la musica diciamo che è proprio il mio cavallo di battaglia, io non so perché io devo fare il cantante, altro che lavoro, sport, robe così, io devo fare il cantante. Io devo andare a Sanremo, portare una bella canzone, ciao, perché la voce che ho è veramente proprio poi una voce dolce, cioè molto tenue, tranquilla, proprio una voce bianca. Mamma mia. Oddio. Però mi manca già il Giappone, vedi, mi manca già il Saburo-san. Dio mio. Un saluto anche alla Piada, intanto come al solito. Ormai sto facendo i video in webcam, cioè grande Piada. Adesso anch'io, raga, voglio prendermi una super webcam da 1080p, proprio da fighi. E dopo comincio anch'io a fare dei vlog, so che cazzo si dice, ste robe qua, insomma. E volevo fare un video particolare, praticamente il Kumenda quando gioca, tipo il Kumenda mentre gioca a Fly, il Kumenda mentre gioca a FIFA, il Kumendone mentre gioca a Shogun, con delle sorprese, se mi viene fuori è veramente un capolavoro. Quindi raga, se qualcuno vuole fare sta roba, ho già messo i copyright io, quindi lo sapete che vi banno da YouTube, banno tutto il mondo da YouTube vuole- se qualcuno copia la mia idea, che probabilmente avranno già fatta in 5.000, però vabbè, insomma, ormai l'esclusiva ce l'ha il Kumenda, basta. Anche se l'hanno fatta in 50.000 non mi interessa, l'esclusiva è del Kumenda. Raga, ecco Sydney. Là c'è lo stadio, là a destra, lo stadio delle Olimpiadi, là tutti i grattacieli, ponti, là l'edificio caratteristico che non ricordo il nome, Epic Fail. Questa è Sydney, raga. Ecco l'aeroporto di Sydney. La la la. So letterare bene, però, è perché veramente ho fatto. Cioè, a Tokyo ho fatto veramente una cosa indegna, Cioè, veramente una cosa. Per carità c'era la canzoncina, eravamo gasati, tutti contenti, nuovo Shogun, campi di riso, però veramente un atterraggio da. Ma lasciamo perdere, dai. Roger, Sydney Center. Ehm, Autorizzazione all'atterraggio? Affermativo, lei può atterrare. PS, vaffanculo. Grazie. Grazie, veramente molto ospitali a Sydney, complimenti. Un grazie di cuore a tutti gli australiani. Oh, i canguri? No. C'è neanche un canguro. Ma andate a cagare, ma guarda, scusate, ma. Cazzo, attenzione, quasi gol del Benfica, salvataggio sulla linea. Intanto finché mi guardo la partita, finché. Allora, ok, con calma, Marchetto, con calma. Piano, pianino, che gaffemo stavolta? Sono sicuro. Oh, guarda. Pianino. No, raga. No, Fioi, questo forse batte tutto. No, ma perché vai di là? Ma perché vai di là? Ma perché vai sui campi? Ma sei una merda allora, ma no. Raga, non mi interessa, voglio riprovare. Cioè, ho fatto il giro e adesso riprovo perché non avevo capita. Non avevo capito sto atterraggio da deficiente, cioè. Non l'ho proprio capito, porca miseria. Cioè, io ero sotto perfetto, andavo pianissimo e tutto, e fa sti vaneggi. No, cazzo, io voglio fare un atterraggio bello per voi. Porca miseria. Oh, cos'è sta storia? Sì, vabbè, se faccio la manovra comendiana, vai. Vai, con la manovra comendiana di solito porto sempre a casa grandi risultati. Buono, eccoci qua. Eccolo. Piano. Guarda, lasciamolo un po'. Eccolo. Girati, non girarti, stronzone, non girarti, devo dominare Sydney. Voglio portare, voglio fare un grande atterraggio qua a Sydney, dai. Ecco, non girarti, ma porca miseria. No, ragazzi, ecco, no, ma cos'è in tiro? È eccitato, l'aeroplano è eccitato, ragazzi. Non ho parole. Allora, si è eccitato. Raga, mi dispiace, su due neanche uno è venuto bene, cioè non lo so, si vede che boh, forse oggi ero troppo distratto dalla partita del Reale, del Chelsea, e troppo sfinito da una rotta lunga 152.000 miglia. Niente raga, anche la 21esima tappa, 22esima tappa è andata. La prossima abbiamo detto che è Sydney
Melbourne. E niente raga, alla prossima. Ciao! Forza Milan!